Ha rimesso le sci ai piedi ed è tornato a sfrecciare lungo le piste l'atleta veneto 17enne che diversi mesi fa era stato operato al cuore all'ospedale di Padova per l'inserimento di un defibrillatore sottocutaneo di ultima generazione. Pochi mesi ed è stata poi rilasciata l'idoneità sportiva allo sci alpino agonistico. Un passo in avanti per la cardiologia dello sport italiano e quasi un miraggio per la giovane promessa dello sci e la sua famiglia. Il 17enne era affetto dalla sindrome di Brugada, una malattia elettrica delle cellule cardiache che predispone all'arresto cardiaco, aritmie o morte improvvisa, specie a riposo o durante il sonno. Ora con questo dispositivo il paziente è costantemente monitorato, il defibrillatore rileva le aritmie e le interrompe. Rispetto a quello tradizionale poi riduce diversi rischi e complicanze. Anche le incisioni per l'intervento della durata di circa 30 minuti passano da 3 a 2. Per noi era importante rompere il ghiaccio. Cioè nel senso che rompere questa normativa così ferrea, diciamo, che impediva in maniera tassativa e senza nessuna possibilità di appello l'idoneità sportiva a un portatore di defibrillatore. Abbiamo scelto un caso a basso rischio per iniziare, ma la nostra speranza, il nostro impegno è quello di aprire la strada appunto a altri giovani che credono nell'attività sportiva come miglioramento della propria qualità di vita e per sentirsi anche, vuol dire, non diversi e non menomati, ecco, dalla malattia che hanno e dal defibrillatore che portano, per consentirgli appunto di migliorare la loro qualità di vita. Il defibrillatore tradizionale prevede l'impianto di un elettrocatetere all'interno del cuore. Oggi per fortuna abbiamo dei defibrillatori cosiddetti extravascolari che si associano ad una riduzione significativa delle complicanze. Oggi grazie all'innovazione tecnologica abbiamo dei defibrillatori sempre più piccolini rispetto a quelli che si impiantavano una volta, e anche le tecniche chirurgiche ovviamente si sono evolute. A Padova abbiamo impiantato più di 200 di questi dispositivi cosiddetti sottocutanei. Abbiamo messo in atto anche una particolare tecnica cosiddetta intermuscolare che oggi rappresenta il gold standard. Non solo per i medici, ora anche per la legge italiana l'attività sportiva si può fare. La differenza rispetto al Bove di turno è che nel caso di altri atleti c'è una malattia che è a rischio di progredire durante l'attività sportiva, allora noi vogliamo proteggere l'atleta, non gli facciamo fare sport. L'atleta invece di cui abbiamo parlato oggi è una malattia che sotto sforzo non peggiora, quindi può continuare a farla. L'aritmia gli può capitare nel sonno, di giorno, sotto sforzo o non sotto sforzo, ha il defibrillatore e quindi è protetto. Quindi veramente è un evento importantissimo, epocale, che apre la porta adesso a nuovi casi che potranno continuare a fare attività sportiva in Italia portatori di questo defibrillatore. Se la patologia di base controindica in maniera assoluta l'attività sportiva, in questo caso c'è la non idoneità, nel momento in cui invece il fatto di avere una cardiopatia, in questo caso non strutturale, che non è aggravata dall'attività sportiva, in questo caso c'è la possibilità di rilasciare anche il certificato, purché ci sia una valutazione pluridisciplinare, direi.